Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87. Ragazzi, oggi parliamo di Nathan Nandez, classe 95, 25 anni, giocatore che milita nel Cagliari, che ha prelevato dal Boca Junior. Questo dice tutto, è un giocatore interessante, l'abbiamo visto quest'anno con la maglia del Cagliari, ha impressionato anche proprio nella partita contro di noi, veritano poco, cioè i giocatori quando giocano contro di noi sputano l'anima, sa tirare da fuori area, è un giocatore che palla al piede ci sa fare, è veloce, sa dribblare, sa crossare, un giocatore abbastanza completo, è un buon gioco, può giocare in mediana appunto, ala di centrocampo, centrocampista centrale, diciamo verrebbe al posto di Allan, è un giocatore che farebbe il lavoro che fa Allan, recupera i palloni, però anche lui è bravo a seguire l'azione, ad opporsi in avanti, ad inserirsi, cioè un giocatore che potrebbe far bene al Napoli. Il Napoli avrebbe già pronta un'offerta di 30 milioni, ancora diciamo non è stata presentata al Cagliari, ma il Napoli ha in testa, qualora partisse Allan, di andare sul giocatore, a prelevare Nandez dal Cagliari. Penso che con un'offerta di 30 milioni il Napoli se lo porta a casa, perché parliamoci chiaro, attualmente sì, Nandez ottimo giocatore, non è un top player, non è un fenomeno, però con quella cifra lì il Napoli se lo porterebbe a casa, anche perché la volontà del giocatore penso che, con tutto rispetto per il Cagliari, il Napoli è superiore, anche giocando l'Europa, lo stesso giocatore preferirebbe fare l'Europa e non giocare solo per il campionato. Io penso ci sarebbe la volontà anche dello stesso Nandez di venire a Napoli. Riguardo Allan, purtroppo i sacrifici vanno fatti, perché se vuoi allungarti la rosa devi vendere Koulibaly o Allan o Milik. Il Napoli deve vendere per fare cassa e poi andare sul mercato, perché sappiamo purtroppo non siamo a livello della Juventus, dell'Inter, che si possono permettere di tasca propria ad andare a acquistare dei giocatori di livello. Invece noi no, dobbiamo fare vendita su qualche giocatore che ha fatto plusvalenza, tipo Koulibaly, che ora costa tanto, poi c'è Milik, come ripete sempre gli stessi nomi. Insomma, su questi nomi qui il Napoli farebbe cassa e poi andrebbe ad acquistare altri giocatori. È vero, qualcuno devi pur tenere, perché se te vai a levare tutti i top player, cioè tutti i top player, per dire, tutti i nomi grandi che ha il Napoli, alla fine non tiene più il passo della Juventus e l'Inter, ti andresti a ridimensionare. Invece il Napoli no, deve cercare di prendere anche i giocatori più o meno dello stesso livello, o quantomeno avvicinarsi al giocatore che aveva nella propria squadra, oppure più forti, perché a volte il Napoli va sulle scoperte su giocatori che non conosci, eppure poi vengono fuori dei talenti. Guardate Mertens, che non lo conosceva nessuno, a parte io che seguivo l'Olanda, l'Eredivisie, però chi non lo conosce ha visto che ha combinato, è questo. Nandez però, per quel poco che l'abbiamo visto in Serie A con il Cagliari, ha impressionato palla al piede, a me piace, un giocatore che piace, e secondo me sarebbe il giusto sostituto di Allan. E niente ragazzi, fatemi sapere voi se Nandez sarebbe all'altezza, diciamo, di Allan, perché comunque Allan l'abbiamo visto, le sue prestazioni sono calate, non c'è più quella voglia di restare, secondo me anche lui ha perso lo stimolo di restare al Napoli dopo tutto quello che è successo, sappiamo, non ci torniamo sopra, però lo sappiamo che è successo. Fatemi sapere insomma se vi piace Nandez, oppure anche se arriva un'offertona per Allan lo mandereste via, o fareste di tutto per trattenerlo. Io lo manderei via subito, dato che a Napoli si vede non ci vuole stare più. Secondo me è meglio che piglia la valigia, soldi, e compriamo altri giocatori che giocano per la maglietta, che è la cosa più fondamentale per il Napoli. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate tanti mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video, non vi mettete paura a cliccare su iscriviti sul canale di Napoliello 87. E niente ragazzi, poi vediamo come balla Nandez. Vedi come balla Nandez. E buonanotte a tutti amici da Napoliello 87. E forza Napolese!